3.400 aspiranti netturbini da tutto il Veneto per 400 posti disponibili. Questa mattina a Mestre il concorso per operatori ecologici indetto da Veritas. Assalto al parcheggio del Tagliercio per il concorsone, candidati di tutte le età, anche over 60, voce e volti alla ricerca di un posto di lavoro. Doppia tragedia sulle strade venete, 29enne muore a Eraclea dopo essere caduta dalla moto, 76enne perde la vita nello scontro tra due auto a Calalto. Agenti uccisi a Trieste, domani l'autopsia sui corpi dei poliziotti, sempre più fondata la pista che il killer nei momenti precedenti alla sparatoria fosse a caccia del fratello che l'aveva denunciato. Dopo il ricorso di Italia Nostra, il TAR sospende il prestito alla Francia del capolavoro di Leonardo custodito alle gallerie dell'Accademia Venezia, il Ministero dei Beni Culturali, incomprensibile. Novità da Roma sulla presentazione delle domande di rimborso per i risparmiatori delle banche venete, allo studio una semplificazione della procedura. Domani 56esimo anniversario della tragedia del Vajont, arriverà anche in provincia di Belluno in contemporanea in 50 sale cinematografiche italiane l'evento Vajont, per non dimenticare, con la proiezione di 2 docufilm sul disastro del 1963. Buonasera e ben ritrovati, edizione regionale dei notiziari di Antenna 3 Nord-Est. Lo avete dunque sentito ora dai titoli: oltre 3.400 aspiranti spazzini per 400 posti disponibili per partecipare al concorso. Basta la terza media, ma più della metà è diplomato e sono molti anche i laureati, per lo più uomini, tra gli esaminandi anche gli over 60. Sentiamo. Sinceramente ci provo, ma non mi aspetto niente. Siamo in troppi. Però partire già perdente così, no? Ci si prova. Se mai si gioca, mai si vince. Siamo solo un piccolo esercito di persone disoccupate che tentano la fortuna. Ecco, stanno entrando gli aspiranti netturbini. Oltre 3.300 persone, 3.341 per l'esattezza, sono arrivate da tutto il Veneto e non soltanto, per 400 posti di lavoro, per uno stipendio mensile di 900 euro. Il palazzetto Tagliercio di Mestre è letteralmente preso d'assalto dalla carica degli aspiranti netturbini, con scene da guerriglia urbana al parcheggio, dove con l'imbuto di auto in coda, formatosi in uscita, c'è chi cerca di sviare in contromano, addirittura salendo sopra il marciapiede, mentre Gino Panino, indifferente, continua a rifocillare gli esaminandi. All'entrata, dalle 8:30 del mattino, gli addetti Veritas con pettorina gialla a fare da steward con le operazioni di identificazione. Soprattutto ci sono persone di ogni età, ci sono giovani ma ci sono anche persone abbastanza avanti con gli anni. È la carica degli oltre 1.000 esaminandi dai 40 ai 49 anni, 657 gli over 50, vale a dire appena un centinaio in meno dei giovani dai 19 ai 29 anni. Il concorso andrà a coprire tutta la provincia di Venezia, Mogliano compresa, sia per il tempo indeterminato che determinato, specie d'estate e lungo il litorale. Perché sono legati e al numero di persone che vanno in pensione, anche con quota 100, e soprattutto alla necessità che abbiamo d'estate di rinforzare i servizi a causa appunto del turismo. Dentro, foglie e penne in mano, si risponde alle 30 domande più 2 di riserva. Il mega orologio centrale scandisce il minuto a disposizione per ogni singola risposta. Per essere ammessi al concorso bastava la terza media. Tra loro tantissimi diplomati, più di 1.500, molti i laureati, 160, tanti gli over 60, più di 37. Si arriva, oltre che da tutto il Veneto, Mestre in testa, anche dalla Campania e dalla Sicilia. E adesso sentiamo le voci ed i volti degli esaminandi, tutti uniti da un unico sogno e la stessa speranza: avere un posto di lavoro. Un test psicoattitudinale, c'è un po' di tutto, dalla matematica alla logica, figure, e nel complesso non è molto semplice, bisogna ragionarci bene e stare molto attenti. Quelle sugli ettolitri, c'erano sì sugli ettolitri, quindi poi c'erano dei sinonimi, poi c'erano alcune di logica sull'alfabeto, sulle lettere. Ti sembravano difficili per questo posto da netturbino?
impegnative. Ma le domande del turno delle 8:30 sono le stesse di quelle delle 11? Ci sono 5 o 4 buste a seconda dei turni. Ci sono 30 domande su 30 risposte, però poi non sappiamo. Come ti sembra sia andata? Bene. Bisogna vedere alla fine che tipo di QI poi ho, che io magari mi vanto e dico sono un genio, invece magari non lo sono. Da dove vieni? Io sono di Salzano. Comunque adesso come adesso uno che è disoccupato qui in Veneto non può accedere a nessun sostegno al reddito, perché comunque io sono proprietaria della casa dove abito con i miei genitori e quindi tu sei già escluso da qualsiasi forma di sostegno al reddito solo perché hai una casa che poi è quella che abiti, ma però... Speriamo di essere tra quelli lì, insomma. Speriamo. Perché si vuole proprio lavorare a tutti i costi? Sì, anche perché magari sul lavoro prima che avevi eri stagionale e qui magari è una possibilità un domani di diventare un operaio fisso. In primis devo avere un posto di lavoro per potermi garantire comunque un futuro, e se posso fare carriera all'interno di questa azienda non mi dispiacerebbe. Ed ora una notizia giunta da poco in redazione: un uomo è rimasto gravemente ferito nell'esplosione di un ordigno bellico a Campomulo di Asiago, è stato colpito mentre lo stava raccogliendo. Sono intervenuti il SUEM di Vicenza e l'Elisoccorso di Treviso. Ovviamente ulteriori dettagli di questa notizia nel corso dei prossimi telegiornali. Ed ancora cronaca, non sono di Isabella Noventa, la segretaria di Albignasego, che sarebbe stata uccisa da Freddy e Deborah Sorgato con la complicità di Manuela Cacco. Le ossa rinvenute sulla spiaggia dell'isola di Albarella a Rovigo lo scorso agosto. E quanto emerge dalle prime risultanze degli accertamenti sui reperti compiuti dal medico legale Lorenzo Marinelli di Ferrara su incarico del pubblico ministero Sabrina Duò di Rovigo. Appare certo che solamente la mandibola con 2 denti ritrovata il 20 agosto è umana, mentre sono animali tutte le ossa raccolte nei giorni successivi. La mandibola in ogni caso apparteneva ad un uomo adulto ma ancora giovane, morto diversi anni fa. Il prossimo passaggio sarà l'estrazione del DNA da uno dei denti. Una 29enne di Eraclea ha perso la vita questa notte mentre viaggiava in moto con il suo compagno. Qualche ora prima, in un altro incidente stradale, è morto in Alto Adige un 53enne di Mestre. Sentiamo. Aveva solo 29 anni Sara Guarnier, la giovane di Stretti, frazione di Eraclea, che ha perso la vita in un tragico incidente stradale in località Tombolino. La giovane, molto conosciuta anche per la sua attività lavorativa in un locale di Jesolo, era in sella ad una motocicletta guidata dal suo compagno, un 26enne che nell'incidente ha riportato lievi ferite. La coppia stava percorrendo via Piave, sulla strada che da Eraclea porta a San Donà di Piave. Attorno alle 23:30, all'altezza di una curva, la moto è uscita di strada per cause che sono al vaglio dei carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo su cui viaggiava la sfortunata giovane sarebbe andato a sbattere contro un guardrail e forse anche contro un'automobile. Nonostante i soccorsi, il personale del 118, intervenuto assieme ai vigili del fuoco, ha dovuto constatare il decesso della 29enne. Qualche ora prima, nel tardo pomeriggio, aveva perso la vita in Alto Adige un 53enne di Mestre. L'uomo, di professione agente di commercio, era al volante della sua auto a Valdaura di Mezzo, in Valpusteria. Al momento dell'incidente che gli è costato la vita era al telefono con la moglie, alla quale avrebbe detto di avere un malore. La macchina è uscita di strada finendo in un burrone dove si è ribaltata più volte. I sanitari, intervenuti sul posto assieme ai vigili del fuoco e al soccorso alpino, avevano allertato l'elisoccorso per un intervento che poco dopo è stato tragicamente annullato, quando i soccorritori hanno constatato che per l'uomo non c'era più niente da fare. Un'altra tragedia, un uomo è morto stanotte in un incidente stradale accaduto a Calalzo di Cadore sulla 51 di Alemagna. La vittima è Giancarlo Bonaldo, 76 anni, nato a Venezia ma residente a Domegge di Cadore. L'anziano viaggiava a bordo della sua Dacia Logan che per cause da accertare si è scontrata contro la Lexus guidata da un 64enne residente a Comelico Superiore. Giancarlo Bonaldo è morto durante il trasporto all'ospedale di Pieve di Cadore, illeso il conducente dell'altra macchina. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della stazione di Pieve di Cadore e di Santo Stefano, intervenuti assieme ai vigili del fuoco e al personale del 118.
E continua incessante l'afflusso dei triestini alla questura per rendere omaggio ai 2 poliziotti uccisi. Abbiamo ricostruito le fasi della sparatoria all'interno dell'edificio. Oggi l'atrio della questura è ancora pieno di gente, pieno di triestini che stanno rendendo omaggio ai 2 agenti uccisi. Venerdì scorso era completamente vuoto, se non con la presenza degli agenti in servizio al corpo di guardia, e proprio qui è passato l'assassino Alejandro Meran, sceso da queste scale per dirigersi velocemente verso la porta della questura. Il 29enne dominicano ha appena colpito a morte prima Pierluigi Rotta e poi Matteo De Menego nel corridoio che collega i bagni della questura all'ufficio prevenzione generale. In un primo momento tenta di salire ai piani superiori, poi invece decide per la discesa precipitosa lungo la scalinata fino all'atrio. Abbiamo visto impugnare 2 pistole e sparare agli agenti che sono in servizio al corpo di guardia, proprio qui dove adesso ci sono tante persone che continuano il loro pellegrinaggio. È qui che almeno uno dei colpi sparati dal fuggitivo con entrambe le pistole in pugno raggiunge alla mano sinistra un altro poliziotto, Cristiano Resmini, che resta ferito. Poi ha rapidamente guadagnato l'uscita qui proprio sull'atrio per tentare di rubare proprio una di queste volanti. La folle fuga di Alejandro Augusto Meran continua qui fuori quando, dopo aver trovato l'auto chiusa, si rifugia dietro ad altre vetture, innescando poi la sparatoria contro la Panda della squadra mobile che risponde al fuoco, ferendolo. Momenti concitati che hanno tolto la vita a 2 giovani agenti, cui oggi ancora tutta Trieste continua a rendere omaggio. Le autopsie, si è saputo oggi dal medico legale Costantinides, richiederanno alcuni giorni, non è ancora sicuro che si concluderanno in settimana. Rimaniamo a Trieste, il giorno dopo la diffusione del video di 26 secondi in cui si vede l'assassino dei 2 poliziotti in azione nella questura di Trieste. Oggi abbiamo analizzato il filmato punto per punto anche sulla base delle novità investigative. Vediamo. 26 secondi che hanno scioccato l'Italia, quelli che mostrano in azione Alejandro Augusto Stefan Meran dentro e fuori dalla questura di Trieste negli attimi immediatamente successivi all'uccisione dei 2 poliziotti. Immagini che dimostrano almeno 3 cose nelle 3 distinte sezioni del video e soprattutto nella prima parte tendono ad avvalorare la pista che l'assassino fosse ancora in cerca del suo obiettivo, presumibilmente il fratello Carlise. Ecco il primo frammento. Alejandro Meran entra in una piccola stanza vuota, fermiamo l'immagine e usciamo di metafora. È una camera di sicurezza utilizzata per i sospettati, ecco perché all'interno non c'è alcuna forma di mobilio. Andiamo avanti piano per seguire i movimenti del 29enne Rasta con la pistola in pugno che guarda dietro la porta in cerca evidentemente di qualcuno. Ecco l'immagine che spiega come l'obiettivo del killer non fosse ancora stato raggiunto e che spiegherebbe anche perché il fratello Carlise si fosse rifugiato e barricato in una stanza nei sotterranei. Quindi il passaggio nel famedio della questura. Andiamo a rallenti. Alejandro Meran ha 2 pistole in pugno e spara in rapida successione almeno 6 colpi di pistola, 3 per arma. I primi 2 in direzione del piantone, poi almeno altri 4 verso il bancone al quale ci si rivolge per rinnovare passaporti e permessi di soggiorno. Quindi esce all'esterno. Una volta fuori si dirige verso una volante tentando di rubarla per scappare sotto gli occhi di un passante che evidentemente non si rende conto di quello che sta succedendo. Dunque la corsa verso la Panda grigia che innesta la retromarcia e il tentativo di rifugiarsi dietro le auto parcheggiate a pettine. Il video finisce qui, ma per chiudere la sequenza aggiungiamo quello registrato da un passante subito dopo la sparatoria esterna in cui Alejandro Meran viene colpito all'inguine dai poliziotti. Voltiamo pagina, colpo di scena nel contestato prestito dell'uomo vitruviano dalle gallerie dell'Accademia al Museo del Louvre di Parigi. Il TAR del Veneto ha sospeso il prestito dopo un ricorso di Italia Nostra, la decisione definitiva a metà mese.
L'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci non si tocca, almeno per ora. Il TAR del Veneto ha deciso la sospensione del prestito al Louvre del disegno conservato alle gallerie dell'Accademia di Venezia. Il ricorso presentato da Italia Nostra ha ottenuto una prima vittoria, ma il braccio di ferro attorno a un'opera tra le più conosciute dell'intera storia dell'arte non è ancora finito. Tenendo conto dell'apertura della mostra parigina prevista per il 24 ottobre, il Tribunale amministrativo ha deciso di anticipare la discussione in Camera di Consiglio al 16 ottobre. Disegnato attorno al 1490, l'uomo vitruviano arrivò a Venezia nel 1822, acquistato dal governo austriaco insieme ad altri 25 disegni di Leonardo dagli eredi del collezionista milanese Giuseppe Bossi. Il disegno a penna e inchiostro è talmente delicato da poter essere esposto solo per 3 mesi ogni 5 anni, 3 mesi che si erano appena conclusi alle gallerie dell'Accademia. Italia Nostra aveva presentato ricorso al TAR forte di 3 perizie che secondo l'associazione confermano il grave stato di salute del disegno e i rischi legati ad una sua nuova esposizione prolungata alla luce. Dal MIBAC invece difendono la validità dell'accordo firmato a Parigi che ha portato al prestito. Lo scambio di opere è avvenuto secondo le specifiche prescrizioni di tutela dettate dai singoli musei. Passaggi tecnici che non convincono però i veneziani che sabato hanno manifestato proprio davanti all'Accademia contro il viaggio francese dell'illustre concittadino. Questo round se lo sono aggiudicati loro. Ed ora parliamo invece delle novità che arrivano da Roma sulla presentazione delle domande di rimborso per i risparmiatori delle banche venete. Allo studio una semplificazione della procedura. La piattaforma internet utilizzata per presentare la richiesta di rimborso da parte dei risparmiatori colpiti dal crack delle banche venete è ancora al centro della cronaca e mentre alcune associazioni hanno addirittura presentato una diffida alla Consap, la società che gestisce il portale, altre hanno invece incontrato i vertici dell'ente a Roma per trovare un compromesso. Sono state richieste migliorie nella gestione del servizio e soprattutto semplificazioni nella presentazione delle domande. Sembra che la situazione stia migliorando. Ci sono ottime novità, semplificazione, ecco, naturalmente ricordiamo a tutti che i controlli ci sono anche al di sotto dei 35.000 e dei 100.000, quindi sì, massima semplificazione, diciamo che i meritori saranno i veri risparmiatori traditi. Tecnicamente la Consap è un'agenzia statale che attraverso il portale internet deve raccogliere tutta la documentazione degli azionisti, controllare che sia in regola e dare il via agli indennizi previsti dalle ultime disposizioni del governo. Un'attività che sembrava rallentata proprio a causa dei problemi tecnici del portale. Le cose sembrano dunque in via di miglioramento, ma attenzione perché i controlli saranno comunque rigorosi. Adesso la procedura sul portale verrà semplificata, ma attenzione, non bisogna confondere la semplificazione della presentazione della domanda con poi l'istruttoria che faranno, in quanto la presentazione è solo un atto telematico, poi tutte le domande, anche quelle inferiori ai 35 e ai 100.000 euro, verranno verificate sia come requisiti oggettivi e soggettivi. I prossimi giorni e le prossime settimane saranno decisivi per un'accelerazione delle procedure che riporterebbe il sereno anche tra le varie associazioni di risparmiatori, oltre che ridare ottimismo ai risparmiatori stessi, le vere vittime di tutto. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio. Domani 56esimo anniversario della tragedia del Vajont, arriverà anche in provincia di Belluno, in contemporanea in 50 sale cinematografiche italiane l'evento Vajont per non dimenticare, con la proiezione di 2 docufilm sul disastro del 1963. Un boato, acqua dappertutto e poi un silenzio infinito. Angarone non c'era più. Ho detto non ci credo. Il più grande disastro ambientale mai accaduto al mondo provocato dall'uomo. Ma perché? Si sapeva, ma perché? Hanno ammazzato 2000 persone e hanno rovinato la vita di chi è rimasto. Le immagini sono crude, l'impatto emotivo ha la potenza di un pugno nello stomaco che lascia senza respiro. Per il 9 ottobre 2019, a 56 anni esatti dal disastro del Vajont, in 50 sale cinematografiche italiane saranno proiettati 2 docufilm, Vajont 63, Il coraggio di sopravvivere di Andrea Prandstraller e Vajont, una tragedia italiana, diretto da Nicola Pittarello.
L'evento, che in provincia di Belluno sarà al Cinema Lumière del capoluogo, all'Officinema di Feltre e a Santo Stefano di Cadore, è un progetto curato da Venice Film e realizzato in collaborazione con la Regione, la Provincia, il Comune di Longarone, la Camera di Commercio di Treviso Belluno, la Fondazione Vaillant e Treviso Film Commission. L'evento, preceduto da una conferenza stampa di commemorazione al Senato, è stato presentato lo scorso settembre alla Mostra del Cinema di Venezia e racconta la tragedia immane, conseguenza di precise colpe umane, attraverso la voce dei superstiti, sopravvissuti e dei soccorritori, oltre alla ricostruzione del processo dell'Aquila con l'ultimo contributo del giudice istruttore Mario Fabbri, scomparso lo scorso maggio. Mi sono posto molte volte la domanda, senza trovare una risposta nei fatti, se la lezione del Vaillant sia servita a qualcosa o no. Il 9 ottobre, sottolinea il presidente Luca Zaia, è una data divenuta un monumento morale contro il più incauto e incosciente sfruttamento della natura da parte dell'interesse dell'uomo. È una ferita atroce e mai rimarginata nel cuore di molti nostri corregionali. È un monito affinché la politica sia buon governo, capacità di prevenire e intervenire creando condizioni di sicurezza e sia strumento essenziale per dare sempre garanzie di giustizia. E proprio della tragedia del Vaillant si parlerà questa sera a 20:10 con Renato Migotto, presidente dell'associazione Vaillant, il futuro della memoria. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio le previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Benvenuti al Meteo. Nella giornata di mercoledì 9 ottobre farà il suo ingresso una nuova perturbazione e il tempo dunque tornerà a peggiorare. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto fin dal mattino il cielo risulterà molto nuvoloso, qualche spazio soleggiato solamente sui settori centro-meridionali. Col passare delle ore nubi in generale aumento e piogge via via più diffuse un po' dappertutto entro la serata. Temperature minime tra 9 e 12 gradi, valori massimi compresi invece tra 15 e 20 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove il cielo risulterà via via più nuvoloso dal pomeriggio, con prime precipitazioni inizialmente sui rilievi, poi anche un po' dappertutto entro sera-notte. Temperature minime tra 11 e 14 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 17 e 19 gradi. Situazione sostanzialmente identica anche sul Trentino Alto Adige, con molte nubi al mattino, poi via via più diffuse su tutta la regione, con piogge via via più frequenti. Temperature minime sugli 11 gradi, valori massimi invece sui 16 gradi circa. Bene, per questo aggiornamento è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.